Buongiorno, buongiorno e ben ritrovati. Focus TG anche in questo sabato per raccontarvi tutto quello che accade nel nostro territorio, tante le notizie di cronaca di cui vi daremo conto. Fra pochissimo ci collegheremo con Chiara Gaiani perché all'alba c'è stato un grave incidente stradale lungo la A13 a Padova con un morto e un ferito grave, uno scontro tra due furgoni, uno di questi ha preso fuoco, la vittima carbonizzata ancora da identificare e gravi disagi alla circolazione. Tutto questo mentre oggi è previsto un esodo da bollino nero sulla rete autostradale di CAV, quindi la A4, e fra poco faremo il punto della situazione anche con Anna Maria Parisi che si trova proprio nella sede della concessionaria autostradale. Poi ancora la cronaca, ancora i furti e le rapine in casa con il racconto di un ex consigliere comunale di Susegana che si è trovato di fronte i banditi che lo hanno minacciato con un cacciavite. Poi c'è da monitorare ovviamente il maltempo e partiamo proprio da questo e da queste immagini impressionanti che vediamo dalle pagine Facebook, 6 di Rosolina Mare ma anche 6 di Sottomarina. Le immagini di una tromba marina, quella che si dice appunto una tromba marina, una tromba d'aria in mare, impressionanti come vedete in questo video, che si è scatenata al largo tra Rosolina Mare e Albarella, quindi siamo in zona delta del Po, ma visibile appunto anche da Sottomarina. Il video proprio è stato postato da Sottomarina, questa invece è la foto da un'altra zona. Questa immagine impressionante è una tromba marina che si è appunto sviluppata al largo verso Albarella, tra Rosolina Mare e Albarella, zona porto di Levante, e fortunatamente, come accade sempre in questi fenomeni atmosferici, la tromba marina si è esaurita in mare, ma le immagini chiaramente hanno destato molta preoccupazione questa mattina. È il maltempo che sta imperversando e continua a imperversare sul Veneto, perché lo sappiamo che c'è un'allerta gialla che è stata diramata già ieri pomeriggio e che è prevista fino alla mezzanotte di oggi, con appunto previste precipitazioni a tratti intense anche sotto forma di rovesci e temporali locali grandinate. Per questo già ieri il centro funzionale decentrato della Protezione Civile della Regione Veneto ha emesso l'avviso di criticità idrogeologica ed idraulica, allerta gialla come vedete fino alla mezzanotte di oggi. Ieri parecchie grandinate, fra poco le vedremo, sono previste altre grandinate. In questo momento la situazione più problematica riguarda il Vicentino e il Padovano, un po' come ieri. A proposito di Padova, allora vediamo la zona più colpita è stata Padova, anche il Trevigiano ma soprattutto Padova. Vediamo come è andata ieri nel Padovano. 40 mm d'acqua in meno di un'ora ha lasciato una scia di danni causati dal forte vento anche in città, il violento temporale che si è abbattuto intorno alle 16 di venerdì sul Padovano. Alberi caduti in via Fistombe, anche in zona industriale, in via Lisbona, via dei Colli, che come accade puntualmente, come puntualmente il gestore di questo locale denuncia, si trasforma in un fiume con l'acqua che non riesce a trovare una via di fuga. Ha tracciato una sorta di linea nord-sud il temporale, che ha creato disagi anche nell'Alta Padovana, con una grandinata che ha colpito in particolare il comune di Grantorto e a sud i comuni di Anguillara Veneta e Boara Pisani. Qui ad avere la peggio le colture. Nell'Alta Padovana si sono registrati danni consistenti alle coltivazioni di mais, a vigneti, orti e frutteti per i chicchi di grandine caduti con insistenza per almeno 20 minuti. Lungo il corso dell'Adige tra Anguillara e Boara colpite le serre di ortaggi e frutta, dove la grandine è riuscita a rompere perfino le reti protettive, con aziende che hanno detto addio in pochi minuti all'intera raccolta della stagione. E su tutta la provincia resta fino a domani l'allerta gialla per temporali. E anche la Marca Trevigiana, lo dicevamo, è stata colpita ieri e probabilmente sarà colpita anche nelle prossime ore, e a Treviso il sottopassaggio ancora una volta allagato. Questo non ha mancato di riportare a polemiche in città.
Vento e pioggia intensa. La Marca torna a fare i conti con una nuova ondata di maltempo. Una decina gli interventi dei vigili del fuoco da Mogliano ad Asolo, soprattutto per taglio di rami e alberi pericolanti. A Castelfranco, a Treville per l'esattezza, proprio un grosso ramo si è staccato finendo in mezzo alla strada, fortunatamente senza che nessuno venisse colpito. Nessun ferito nemmeno a Resana, dove all'interno di un'azienda un albero è caduto sopra un camion. Bomba d'acqua a Treviso, dove nel sottopassaggio della stazione ferroviaria riaperta nelle ultime ore, dopo 6 mesi di chiusura per lavori di riqualificazione, ci sono state alcune infiltrazioni d'acqua. Sul posto è arrivato l'assessore Zampese, che si è confrontato con i tecnici di RFI. Non c'è stato nessun allagamento, c'è stato uno sversamento limitato qui dove proprio ci troviamo noi, che tra l'altro veniva dall'alto e non aveva le motivazioni della scorsa volta, quindi non veniva dalle falde, dal basso. Il problema sarebbe da ricondurre ai lavori della pavimentazione del primo binario. E stanno rifacendo tutto un sistema di lattonerie nella pavimentazione del primo binario che dovevano finire oggi e che quindi con la pioggia ovviamente non hanno finito il lavoro e un'infiltrazione è entrata da lì. Il sottopassaggio non è mai stato chiuso e prontamente i tecnici hanno provveduto a ripulire la zona interessata dall'infiltrazione. RFI ha assicurato che questo problema dovrebbe essere risolto in maniera permanente. L'opposizione in Consiglio Comunale è subito andata all'attacco del sindaco Conte e della Giunta. All'amministrazione comunale chiediamo, dice il Dem Marco Zabai, che pretenda da RFI risposte chiare e certe. Non è possibile che alla prossima pioggia si torni come prima. Ecco che siamo di nuovo da capo, neanche a 24 ore dalla riapertura del sottopasso di nuovo ci troviamo problemi di natura idraulica. Ecco, forse quando si è voluto annunciare in pompa magna di aver risolto tutti i problemi bisognava forse chiedere, piuttosto che risposta all'opposizione, bisognava chiedere la certezza che i lavori fossero stati fatti l'opera d'arte. Ritengo sia giusto che RFI effettui tutte le verifiche necessarie per accertare eventuali criticità e l'origine di eventuali filtrazioni, ha detto il sindaco Mario Conte. Personalmente sono sempre stato abituato a prendermi le mie responsabilità, ma in questo caso è chiaro che se dovessero verificarsi nuove chiusure non esiteremo ad agire nei confronti di RFI. I cittadini non devono subire altri disservizi. In ogni caso, ha concluso il primo cittadino, è bene precisare che il sottopassaggio non è mai stato chiuso e il problema è stato risolto immediatamente. Maltempo oggi, peraltro la nostra Chiara Gaiani, che fra poco ci racconterà dell'incidente mortale all'alba lungo la 13, è proprio sotto un diluvio e anche con la grandine, quindi fra poco ci racconterà anche del maltempo che sta colpendo Padova, oltre che del terribile incidente. Fra poco ci collegheremo con lei. Maltempo che colpisce il Veneto e la Marca trevigiana anche nel giorno in cui ricorrono 11 anni dalla tragedia del Molinetto della Croda. Sì, buonasera, siamo una compagnia qui, siamo bloccati al Molinetto della Croda. Sì. E abbiamo anche un ferito perché l'acqua adesso è venuta, l'acqua è andata scaricata, adesso abbiamo un ferito anche abbastanza grave. È una tragedia che la nostra comunità non dimenticherà mai e la ricorda non solo il 2 di agosto, ma vi garantisco che la ricorda ogni volta passa per il sito del Molinetto della Croda. Era la sera del 2 agosto 2014 quando un violento temporale colpì la zona. Il torrente, ingrossato in pochi minuti, straripò, travolgendo la tensostruttura dove si stava svolgendo la tradizionale festa degli Omi. L'acqua e i detriti non lasciarono scampo a 4 persone travolte e uccise dalla furia del fiume. A 11 anni dalla tragedia del Molinetto della Croda a Refrontolo, la vicenda giudiziaria non è ancora finita. Gli eredi di Luciano Stella, una delle 4 vittime dell'esondazione del torrente Lierza, hanno presentato una nuova causa civile al Tribunale di Treviso chiedendo un risarcimento di 1.800.000 euro al comune di Refrontolo, alla Pro Loco e ad alcuni componenti dell'allora consiglio direttivo. Diciamo, a 11 anni dalla tragedia, riattivare un'altra causa civile per avere un risarcimento danni. Ecco, io non commento la scelta, dico solo che fa molto male e io mi preoccupo molto dei vivi in questo caso qui, perché sono andati a colpire dei soggetti, dei privati, gente comune, diciamo, che neanche sapevano, magari quella sera c'erano lì le persone che stavano facendo questa festa e, ripeto, dopo 11 anni si vedono chiedere nuovamente 1.800.000 euro di risarcimento danni.
Fa male perché queste persone ne soffrono, c'è chi si è rivolto allo psicologo, chi ha delle criticità, perché non tutti leggiamo poi della stessa maniera e ripeto, io mi preoccupo più per loro che per altri, questo onestamente mi sento di dirlo. La nuova citazione in giudizio coinvolge anche gli eredi di 2 ex membri del direttivo nel frattempo deceduti. Una prima causa civile con una richiesta di risarcimento complessiva di 2,5 milioni di euro si era interrotta 4 anni fa senza arrivare a sentenza. Nel frattempo anche la giustizia penale si era espressa. Nel 2020 tutti gli imputati erano stati assolti dall'accusa di omicidio colposo plurimo e disastro colposo. La prima udienza della nuova causa è fissata per il mese di settembre. L'anniversario della tragedia riapre dunque vecchie ferite e riaccende il dibattito su responsabilità e risarcimenti mai del tutto chiariti. Allora, questo per quanto riguarda il Molinetto della Croda. Fra poco ci colleghiamo con Chiara Gaiani per parlare di maltempo e anche della tragedia lungo la A13, ma intanto noi andiamo da Anna Maria Parisi, che questa mattina ha fatto il punto della situazione alla sede di CAV per il weekend da bollino nero in A4. Sentiamo cosa ha raccolto. Ci troviamo lungo la 4, uscita Marghera, in questa giornata prevista da bollino rosso. Con noi Angelo Gigante, dirigente COPS, centro operativo Polizia Stradale per il Veneto. Buongiorno. Dottor Gigante, per fare insieme il punto della situazione prevista per la giornata odierna. Intanto quali i tratti autostradali e comunque stradali del Veneto da tenere maggiormente monitorati, dottor Gigante? Beh, registriamo sicuramente un traffico intenso su tutta la rete, non ci sono delle particolari rete viabili con grande traffico. I servizi di polizia sono stati intensificati e quindi per ora il sistema non ha registrato particolari criticità. Vediamo che sono già diverse le auto dei villeggianti con i camper e le roulotte che stanno affrontando le direttrici verso la villeggiatura, appunto. E quali consigli da dare agli automobilisti in caso necessitassero di aiuti da parte sia di CAV che della Polizia Stradale? Beh, è fondamentale, nel caso vi fosse un'avaria al mezzo o comunque qualunque tipo di problema, spostarsi subito sulla corsia di destra, sulla corsia d'emergenza e chiamare i numeri per chiedere l'ausilio, che possa essere quello di una forza di polizia o anche quello meccanico. Ecco, è molto importante spostarsi subito sulla destra e togliersi dal traffico più intenso. Ecco, sono è previsto, visto il numero elevato di auto in transito per questa giornata, un potenziamento degli uomini e mezzi della Polstrada? Sì, certo, i servizi di polizia stradale sono intensificati in questo periodo, come succede per tutta l'estate, in particolare nel mese di agosto. Siamo nei primi giorni di agosto, i servizi sono sicuramente potenziati su tutte le fasce orarie, in particolare quelle di maggiore traffico. Dottor Gigante, un'altra domanda è quella riferita ai mezzi pesanti. Sono previste particolari restrizioni per questa giornata, al di là del fatto che oggi è sabato? Beh, dalle 7 alle 22 di oggi e di domani sarà il blocco dei mezzi, quindi sicuramente questo aiuterà il traffico ordinario a distribuirsi sulla rete. Ultima domanda, consigli per mettersi in viaggio? Preferibile partire alla mattina presto o alla sera tardi? Comunque quali sono i consigli? Beh, forse più che sugli orari conviene ricordare il rispetto delle norme del codice della strada e anche qualche consiglio magari utile, può sembrare anche banale, portare con sé una bottiglietta d'acqua, avere con sé quello stretto necessario che consente anche quello del traffico forse più intenso di far fronte a quelle che sono le esigenze anche fisiologiche di viaggi che spesso sono abbastanza lunghi. Grazie, allora possiamo dire a tutti gli automobilisti buon viaggio a questo punto. Senz'altro buon viaggio e rispettiamo il codice della strada. Grazie al dottor Gigante, dirigente della Polizia Stradale del COPS per il Veneto. Allora così questa mattina la Polstrada, ovviamente bisogna capire se e come il maltempo che si sta abbattendo adesso in questo momento sul Veneto potrebbe cambiare anche il flusso del traffico o provocare disagi al traffico. Intanto la nostra Chiara Gaiani, come vi dicevamo, ci racconta adesso in diretta sia del maltempo che sta colpendo in queste ore, la vedo con l'ombrello, Padova di nuovo, sia della tragedia a proposito di viabilità avvenuta all'alba sulla 13. Buongiorno Chiara.
Nicola, buongiorno ai telespettatori. Con Federico Cibotto ci troviamo nel territorio di Albignasego, alle mie spalle vedete la A13. Ecco, in questo momento qui sta piovendo, ma solo pochi minuti fa ha anche grandinato, c'è infatti uno dei temporali annunciati per la giornata di oggi. Ricordiamoci che la maggior parte del Veneto si trova in fase di allerta gialla, è proprio arrivato intorno alle 11 dal Vicentino e scaricando una grande quantità d'acqua e anche di grandine in alcuni comuni. Qui in realtà la grandine è durata davvero pochissimi istanti, ma abbiamo notizie che nel territorio di Villafranca Padovana invece è durata di più, e anche nel territorio di Mestrino c'è stata una grandinata piuttosto violenta, e questo dopo la giornata di ieri, quando solo nella città di Padova, pensate, in circa un'ora e mezza sono caduti 40 millimetri d'acqua, e in alcune zone del territorio un temporale che ha colpito da nord a sud tutta la fascia del Padovano. Ci sono stati danni soprattutto alle colture, con le reti di protezione che sono state proprio forate, bucate dalla grandine, e danni per esempio alle coltivazioni di mais nell'Alta Padovana. Ecco, non stava piovendo invece alle 4:30 di oggi, quando proprio nel tratto di autostrada che vedete alle mie spalle e che Federico Cibotto sta inquadrando, ci troviamo lungo la A13, proprio nel punto in cui la A13 si innesta in A4. Mancavano proprio qualche chilometro a questo punto, alle 4:30, quando due furgoni si sono tamponati, uno scontro davvero molto violento. Il primo furgone purtroppo ha preso anche fuoco, sono scattati immediatamente i soccorsi, ma per l'autista del furgone non c'è stato nulla da fare, non ha ancora neppure, pensate, un nome questa persona, perché non è riconoscibile, e la polizia stradale che sta lavorando, sta indagando su questo tragico incidente che arriva proprio in questo primo giorno di esodo estivo di agosto, non è ancora riuscita a dare un nome alla vittima, che è stata estratta dai vigili del fuoco, che hanno anche spento l'incendio. Ferito anche l'autista del secondo furgone, ma in modo leggero. Nello stesso tratto di autostrada si è verificato anche un tamponamento poco dopo tra due auto e un autocarro, ma senza gravi conseguenze. Quindi questo esodo delle vacanze che si apre davvero in modo tragico, e purtroppo in queste ore anche sotto un'ondata di maltempo. Direi che vi aggiorniamo man mano nel corso della giornata in base a cosa accadrà. Ringrazio ancora Federico Cibotto per la collaborazione tecnica. Nicola, da Padova ti restituirei la linea. Grazie a Chiara Gaiani e Federico Cibotto. Fra poco ci collegheremo anche con Udine per parlare del terribile omicidio di Gemona del Friuli, l'interrogatorio questa mattina della madre della convivente, responsabili della tragedia incredibile, il 35enne Alessandro Venier, ucciso e fatto a pezzi in casa. Prima però andiamo a Treviso, la Marca trevigiana, Susegana in particolare, per tornare a parlare di paura in casa o di gente che si trova in casa, i banditi. Buongiorno Cristian. Buongiorno Nicola, a te e a tutti i telespettatori di Rete Veneta, anche da parte di Simone Merlo che sta curando la parte tecnica. Ci troviamo all'interno di un'abitazione di via Casoni a Susegana, che è tra i comuni più colpiti dalla Marca trevigiana, più colpiti dai ladri. Susegana, dove nelle scorse settimane è apparso anche uno striscione antiladri che ha fatto il giro d'Italia. Noi qui siamo in via Casoni, lo striscione è in via Rossini, ma siamo all'interno di questa abitazione perché nei giorni scorsi, giovedì mattina, in pieno giorno, poco dopo le 9 del mattino, il proprietario di casa che vedete, il signor Granzotto, si è trovato faccia a faccia con i ladri, 4 delinquenti dal volto travisato, che appunto si è trovato davanti. Attimi concitati, per certi versi anche
abbastanza tesi. Signor Granzotto, innanzitutto lei come sta ora? Bene, diciamo che al di là della rabbia non porto segni, danni diciamo psicologici. Questo mi è dovuto al fatto che, avendo subito durante la mia carriera di bancario diverse rapine, essendo stato minacciato con armi anche pesanti, ho fatto una certa abitudine a questo tipo di cose. Lei ha subito 6 rapine? Io ho subito 6 rapine durante solo a Mareno di Piave, perché poi altre 2 quando ero a Derzo, ma erano più che altro dei furti con destrezza, diciamo, ma quelle violente erano quelle che ho subito a Mareno, e quindi ho anche avuto la prontezza di affrontare una situazione dove ti trovi davanti 4 persone travisate con passamontagna o comunque coperti il volto, che ti minacciano, e quindi ho cercato di mantenere sangue freddo e di non fare azioni che potessero anche provocarli, perché me li sono trovati appunto faccia a faccia. Quindi veniamo ai fatti. È giovedì mattina, sono da poco passate le 9, lei ha appena portato la macchina dal carrozziere, quindi sta rientrando a casa a piedi. Trova il cancello che adesso Simone Merlo riprende socchiuso. Sì, infatti mi è sembrato strano, però sapendo che mia moglie era uscita in bicicletta ho detto ma può darsi che abbia lasciato, che non abbia chiuso bene, quindi sono entrato, ho preso il bidoncino dell'immondizia e l'ho portato al solito posto, mi sono avviato verso la scala nel punto in cui siamo adesso, mi giro e vedo 2 persone che scendono di corsa, più altri 2 che erano appena usciti dalla casa, che stavano scendendo anche quelli. Hanno il volto travisato. Hanno il volto travisato, hanno il berrettino in testa, tutti vestiti uguali di nero, con magliette nere e calzoncini, bermuda, scuri anche quelli. Un comando. Sì, cioè erano un'azione proprio di 4 persone, fra l'altro alti e robusti, quindi io sono come sono e quindi non mi sono sognato subito di fare qualcosa che li potesse agitare. Ma senta, quindi però lei prende in mano il telefonino per chiamare, allertare i carabinieri? Sì, ho avuto la prontezza, diciamo così, di prendere il telefono per chiamare il 112. A questo punto loro, vedendo che ho preso il telefono, mi hanno minacciato col cacciavite dicendo no carabinieri, no polizia, però sì, erano a contatto, diciamo, perché erano alla distanza che sono io adesso. Mi mostri quindi la distanza? Questa, mi hanno puntato così il cacciavite, però erano in fase di fuga, mi hanno minacciato più che altro perché hanno capito che non avrei reagito. E niente, sono fuggiti, sono tornati verso il cancelletto di entrata. Là fuori hanno trovato il complice che era già pronto con la macchina, sono saliti sulla macchina e sono fuggiti a tutta velocità verso Santa Lucia. Una Mercedes classe A, sì, azzurrina, azzurra metallizzata, che poi è sfrecciata via. Qualche indicazione potrebbe arrivare dalle telecamere di questa abitazione. I proprietari sono in vacanza, così come altri residenti qui in zona. Forse anche questo può aver influito. Ma guardi, sì, questa qua è una zona che, nonostante sia, diciamo, che abbia una densità di abitazioni abbastanza buona, però ormai era abitata tutte da persone anziane, e allora chi è in casa di riposo, chi è morto, no, le abitazioni circostanti qua sono disabitate in sostanza, quindi questo sicuramente ha favorito i piani di questa gente qua. Senta, gli hanno portato via 8.000-10.000 euro di gioielli, effetti personali. Più che il danno economico è il danno anche affettivo, c'è la fede nuziale di sua moglie, i gioielli della mamma di sua moglie. Sì, al di là del valore commerciale, che è pur sempre importante, quello che dico, in casa tua conservi anche delle cose che non valgono nulla ma che le senti tue per affetto. Prima mi diceva anche se avessi avuto un'arma avrei sparato. Sì, io sono favorevole a poter usare le armi per difesa personale, perché secondo me la difesa è sempre legittima quando sei in casa tua. Non è possibile subire l'assalto di 4 banditi in pieno giorno. Non siamo in Sud America,
finora almeno ho sempre pensato di vivere in un paese civile. Adesso mi sembra che le cose stiano precipitando, perché mi sembra un fatto gravissimo venire assaltato in casa di giorno. E lo è senza dubbio. Grazie signora Granzotto, grazie per questa sua testimonianza. Le indagini dei carabinieri, lo ripeto Nicola, sono in corso. Questa è la situazione in via Casoni a Susegana, territorio che appunto davvero non ha pace in queste settimane d'estate. Con Simone Merlo è tutto, ti restituisco la linea. Grazie a Cristian Arboi. Fra poco torneremo a parlare di banditi in casa, vi torneremo a raccontare di quanto accaduto a Refrontolo ieri, l'arresto di 2 giovanissimi banditi. Però c'è il nostro Francesco Pezzella che chiede la linea da Udine, perché oggi è una giornata importante sul fronte delle indagini per il terribile omicidio di Gemona del Friuli. Francesco, buongiorno. Buongiorno a te e ai nostri telespettatori. Sì, oggi è giornata importante perché si è tenuta l'udienza di convalida del fermo di Meilin Castro Monsalvo e Lorena Venier, che sono gravemente indiziate dell'omicidio di Alessandro Venier, 35 anni, un omicidio che è stato scoperto giovedì scorso quando è stato trovato il corpo in un bidone della spazzatura coperto dalla calce. Omicidio che, secondo le dichiarazioni rese da Lorena Venier, che ha confessato il delitto, sarebbe stato commesso il 25 luglio. Oggi dunque sono comparse entrambe davanti al giudice per le indagini preliminari Maria Rosa Persico. Lorena Venier era stata già interrogata dal pubblico ministero Giorgio Midillo giovedì sera, aveva reso una confessione piena, aveva anche dettagliato il movente, dunque su quell'impianto accusatorio oggi è arrivata la relazione davanti al GIP, che ha ovviamente sentito di nuovo Lorena Venier, ha provato a sentire anche l'altra accusata, la convivente del giovane ucciso, ma si è avvalsa della facoltà di non rispondere. La contestazione è molto grave perché si parla di omicidio volontario pluriaggravato in concorso. Le aggravanti che sono contestate sono quelle della premeditazione, appunto, del fatto di averlo commesso con la presenza di una bambina, di un minore, una bambina di 6 mesi, in questo caso parliamo, in casa, e dal vincolo di parentela mamma-figlio per quanto riguarda Lorena Venier e convivente per quanto riguarda Meilin Castro Monsalvo, del 35enne ucciso e fatto a pezzi. Abbiamo raccolto le interviste con gli avvocati difensori, vi facciamo ascoltare subito le parole dell'avvocato Giovanni Denardo, al quale abbiamo posto una domanda e da questa risposta si partirà sull'impianto accusatorio, e si parla anche del dettaglio importante che è quello dell'acquisto della calce che è avvenuto su Amazon, e secondo quello che si apprende l'acquisto sarebbe stato fatto da un account di Lorena Venier prima dell'omicidio. Dunque questo sarebbe l'elemento più importante al momento che ha fatto scattare l'aggravante della premeditazione. Sentiamo l'avvocato Denardo. Adesso non entro nel merito, voglio dire, abbiamo già detto, la signora ha confermato, l'impianto accusatorio è quello, la contestazione è stata cristallizzata e formalizzata in un capo di imputazione piuttosto complesso e grave. Ma un po' di pentimento per quello che ha fatto? Ma certamente la signora è consapevole di quello che ha fatto, è evidente una signora che se ha fatto, ripeto, una cosa così grave, a monte ci deve essere una ragione altrettanto grave. L'ha spiegata? L'ha spiegata, l'ha ampiamente spiegata, sin da subito. No, non do nessun accenno, è ovvio che la figura del figlio sarà una figura da approfondire, le dinamiche familiari. Ma c'era un episodio di violenza? Non confermo, non entro nel merito di quelle che sono state le dichiarazioni. Materialmente chi ha smembrato il cadavere? Anche queste sono dichiarazioni che non intendo rilasciare. E Alessandro voleva andare in Colombia? Alessandro aveva un rapporto con la Colombia, aveva acquistato un terreno ed era sua intenzione quella di andare in Colombia. Ripeto, non è elemento che possa avere attinenza con il movente del gesto. Allora, okay. Se ci può dare qualche spunto? No, il movente è quello, insomma, voglio dire, nell'ambito familiare, via, dobbiamo andare a verificare le dinamiche familiari, è quello il movente. Ripeto, una condotta che la signora sa essere la più grave possibile, l'ha detto piangendo in questa sede, è evidente che non si può parlare di pentimento perché, voglio dire, siamo talmente, non saprei neanche come definire la situazione di una mamma che è consapevole di aver fatto quello che ha fatto. L'utilizzo di un cordino è stato accertato per soffocarlo?
Non intendo rilasciare dichiarazioni nel merito di quelle che sono le indagini, insomma. Quindi neanche l'utilizzo di questi farmaci per soddirlo? Ripeto, qua sono domande che entrano nel merito, quindi ripeto, la signora ha confermato, direi che questo Possiamo sapere come mai hanno tardato a chiamare i soccorsi? Dopo 5 giorni hanno chiamato i soccorsi? Diciamo, non sono stati chiamati i soccorsi, c'è stata una telefonata successivamente, ma non sono stati chiamati i soccorsi. Non direi che la telefonata sia stata per chiamare i soccorsi, ecco, direi che per ammettere la propria responsabilità. Possiamo dire che l'elemento della calce acquistata prima fa parte della contestazione di premeditazione? È un elemento rilevante, forte, insomma, no? Ecco, voglio dire, questo è quanto. Va bene, adesso attendiamo il provvedimento. La procura ha chiesto la convalida dell'arresto, la difesa si è opposta per una questione prettamente procedurale, insomma non c'era la flagranza del reato già nell'immediatezza. Questo non vuol dire che non possa essere disposta in ogni caso la misura cautelare. La signora ha reso ampia confessione, non ci sono altre esigenze che non possano essere soddisfatte con una misura meno gravosa di quella in carcere, insomma. E dunque il giudice ha convalidato l'arresto e si è riservato di decidere per quanto riguarda la richiesta di custodia cautelare in carcere avanzata dal pubblico ministero, quindi dall'accusa, e su quanto invece hanno chiesto le difese. Avete sentito l'avvocato De Nardo per una misura meno afflittiva del carcere, che potrebbe essere gli arresti domiciliari. Stessa cosa è stata fatta dagli avvocati difensori di Meilin Castro Monsalvo, che è mamma di una bambina di 6 mesi, e per lei è stato chiesto come regime cautelare nel caso in cui il giudice dovesse decidere per la custodia cautelare in carcere, un regime di detenzione che prevede delle condizioni diverse per le donne che sono genitori di bambini che hanno meno di un anno. Il giudice su questo si è riservato, in giornata dovrebbe arrivare la decisione. Io adesso vi faccio ascoltare anche le dichiarazioni dell'avvocato Federica Tosel e dell'avvocato Francesco De Carlo, che sono gli avvocati di fiducia di Meilin Castro Monsalvo. Dopodiché la linea può tornare allo studio. Qui da Udine per ora è tutto, a voi. Il giudice si è riservato sulla richiesta della procura che ha chiesto l'ordinanza di custodia cautelare in carcere, e la contestazione è quella dell'omicidio pluriaggravato dalla premeditazione, dalla presenza di una minore, di una bimba piccola, e noi abbiamo chiesto, ci siamo rimessi sulla convalida ovviamente del fermo, ma abbiamo chiesto quella speciale custodia attenuata per detenute madri di prole inferiore all'anno, che appunto è prevista dalla legge d'aprile di quest'anno, poi peraltro. La premeditazione in base a quale elemento è stata contestata? Da quello che ho capito dalle dichiarazioni della signora Venier. Ma cosa ha detto la signora? Quando avrebbero acquistato questa calce viva? Guardi, chiedeteglielo al difensore, ok? Come l'avete trovata rispetto a ieri la ragazza? È confusa, è molto rallentata nell'eloquio e nei movimenti, però insomma adesso abbiamo quantomeno il fascicolo e possiamo cominciare a parlarne. Ma ha preso coscienza di tutto ciò che è accaduto? Ieri non ce l'aveva, oggi il giudice gliel'ha descritto proprio con parole molto semplici, perché poi dobbiamo sempre pensare che questa è, per quanto parla molto bene in italiano, è una ragazza di lingua spagnola, ma il giudice con un'attenzione, una chiarezza terminologica sufficiente l'ha proprio descritto. Che chiarezza ha avuto lei? Si è avvalso la facoltà di non rispondere. No, gli contestano il vilipendio, gli contestano l'occultamento, ma la crudeltà per il momento non. Ma sa, la crudeltà peraltro non è sinonimo della crudeltà che utilizziamo noi in termini giornalistici o quotidiani. La crudeltà giuridicamente rilevante come un aggravante è una cosa un po' diversa. È stata fatta una constatazione specifica ad una delle due su chi materialmente ha diviso il corpo? Sono in concorso. Concorso su tutto. Così è il capo di imputazione. Poi c'è chi ha istigato, però insomma lo vedremo. Chi avrebbe istigato? Lo vedremo. Pochi istanti di pubblicità, torneremo a parlare di banditi in casa con le indagini dei carabinieri che hanno portato ieri alla denuncia di 2 giovanissimi
che avevano colpito a Refrontolo con una violenza che ancora scuote il paese. A fra poco. Sicuramente abbastanza, ha avuto molta risonanza qui nella nostra zona e ci ha un po' allarmato tutti quanti, soprattutto per quello che sta succedendo adesso nel nostro paese e in tutti i paesi limitrofi. Ricorda molto bene questa residente di Refrontolo la rapina accaduta in piena notte lo scorso 20 marzo, quando 4 persone entrarono in un'abitazione armati di pistola minacciando madre e figlio 19enne. Nelle ultime ore i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Vittorio Veneto hanno deferito in stato di libertà 2 giovani di 18 anni, minorenni all'epoca del colpo, perché ritenuti responsabili di rapina in concorso aggravata dall'uso di arma da fuoco. Secondo quanto ricostruito quella notte, madre e figlio stavano dormendo quando il ragazzo aveva sentito dei rumori, qualcuno battere contro la porta finestra. A quel punto sarebbe uscito, uno dei malviventi lo avrebbe sorpreso minacciandolo con la pistola prima di entrare in casa insieme agli altri 3 complici. Per madre e figlio era iniziato l'incubo, sotto la minaccia dell'arma era stato intimato loro di consegnare il denaro. Alla fine i 4 erano scappati con circa 8.000 euro in contanti. Passato lo shock iniziale, le 2 vittime avevano chiamato i carabinieri. Le indagini hanno permesso di individuare e denunciare i 2 giovanissimi, entrambi della sinistra Piave, un ragazzo italiano e un coetaneo dell'Est Europa. Il lavoro dei militari continua per risalire agli altri 2 componenti della banda, probabilmente anch'essi giovanissimi. Abbiamo colto con estrema soddisfazione la notizia della cattura di questi malviventi, soprattutto perché questo, diciamo, in qualche modo rasserena chi ha subito questo furto e rasserena anche le persone che vivono qui in zona. Un grosso applauso va alle forze dell'ordine che con le loro indagini hanno saputo arrivare a questo ottimo risultato. Ecco, l'augurio è che adesso chi interverrà dopo di loro sappia dare a questi malviventi la giusta pena. Un episodio che si aggiunge ad una serie di colpi messi a segno nell'ultimo periodo a Refrontolo, così come nei comuni limitrofi. Una settimana fa, durante i festeggiamenti per Santa Margherita, furono una decina le case prese di mira dai ladri. Qualche giorno fa invece raid di furti a Solighetto. In un'abitazione in piena notte marito e moglie sono stati svegliati dalla luce di una torcia che i malviventi hanno puntato contro di loro. I ladri sono poi fuggiti con alcuni contanti e tra i cittadini cresce la paura. In questi ultimi mesi ci sono stati diversi furti qua nel territorio, ecco perché addirittura una domenica sono stati 4-5 uno di seguito dell'altro qua proprio nel territorio, partendo da parte nord del paese fino a poco più in giù qui a sud. Quindi anche questo evento ci preoccupa parecchio. Ultimamente qui non è che si viva troppo bene, io abito al secondo piano e anch'io ero abituata a lasciare sempre tutto aperto. Adesso invece ho quello sempre di chiudere, perché ne senti uno ogni giorno, se non è a Refrontolo è a Pieve, se non è a Pieve è a Farra, a Colle San Martino. Qua nella nostra zona ultimamente sei molto allarmato a rimanere a casa. Siamo ritornati dunque in diretta con questo episodio accaduto a Refrontolo. Intanto sul fronte sicurezza nelle città evidentemente non bastano le zone rosse. A Mogliano Veneto siamo sempre nella Marca Trevigiana, parte il nuovo servizio di vigilanza notturna privata per contrastare i furti, ma la misura accende il dibattito politico. Vigilanza privata contro i continui furti nella notte. Da oggi in poi il servizio di controllo notturno a Mogliano sarà affidato anche alle guardie private. Approvata in Consiglio Comunale la delibera che ufficializza l'avvio del progetto fortemente voluto dal vice sindaco Leonardo Muraro. È un servizio che ci sarà tutte le notti, dalle 22 fino alle 6, una pattuglia che girerà il territorio, andrà a controllare i siti sensibili e i vari nostri immobili comunali che sono sparsi per tutto il comune di Mogliano Veneto. L'obiettivo è integrare il lavoro della Polizia Municipale con un presidio notturno più costante, in grado di prevenire situazioni di rischio e rafforzare la percezione di sicurezza nel territorio. Il costo di questa operazione sicurezza? È un costo diluito su 2 annualità, 2025 e 2026, siamo intorno ai 60.000 euro. L'iniziativa, che ha già raccolto consensi tra i cittadini per l'effetto rassicurante della presenza di pattugliamenti notturni, non convince l'opposizione. Giacomo Nilandi del Partito Democratico esprime perplessità sull'efficacia della misura, pur non essendo contrario alla vigilanza privata. Sottolinea che, non potendo intervenire
intervenire direttamente senza un potenziamento della polizia locale, il rischio è di spendere 60.000 euro l'anno senza reali benefici per la sicurezza. A rispondergli è Muraro. Ma il problema delle forze dell'ordine che non sono numerose lo sappiamo anche noi. Ricordo che però la nostra stazione di Mogliano Veneto ha 24 carabinieri ed è una delle stazioni, dopo Treviso, che ha il maggior numero di persone. Abbiamo deciso che le 2 unità in più di polizia municipale interverranno assunte, verranno inserite nel corpo della polizia di Mogliano entro fine anno. Per cui sono tutti palliativi per criticare una cosa che fa bene alla nostra città, che gli è stata spiegata molto bene al consigliere Nilandi, ma sappiamo è dell'opposizione, deve fare politica, sappiamo che ci sono le regionali e forse vorrebbe un posto come candidato alle regionali. La politica non sarà così, perché Giacomo Nilandi non sarà candidato in regione con il Partito Democratico. La lista dei candidati è già stata diramata dal centro-sinistra. A proposito di politica però restiamo in tema. Qualche giorno fa è stato ospite, qualche sera fa, proprio di Focus con il direttore Luigi Baciali per portare proprio il suo risotto anticomunista. Parliamo di Joe Formaggio, la cui iniziativa addirittura si guadagna un articolo del Times, Right Serves Up Risotto to Rival Anti-Fascist Pasta, quindi la decisione insomma di contrastare la pasta asciutta antifascista. No, teniamo l'articolo del Times che è firmato da James Imam. Viene appunto descritta dal corrispondente del Times a Milano e appunto raccontata l'iniziativa di Joe Formaggio di Fratelli d'Italia e del suo risotto anticomunista contro l'iniziativa della pasta asciutta antifascista. Tutto questo mentre ovviamente si scaldano i motori da tempo delle regionali. È un centrosinistra che è già partito e centrodestra che è ancora in attesa di capire quale sarà il candidato del centrodestra. Ieri, 1° agosto, nella Marca trevigiana a Treviso c'è stata la tradizionale ombra di bianco del 1° agosto, tradizione tutta veneta, e a questo tradizionale appuntamento, il primo peraltro senza Giancarlo Gentilini, c'erano Giovanni Manildo, Mario Conte, Roberto Marcato, tutti insieme a brindare alle regionali d'autunno. Non sono mancati ovviamente messaggi interni e agli avversari. In bocca al lupo a chi si candida. Perché non mi guardi? Ti cercavo. Non mi guarda. Ti cercavo, ma proprio che c'è Antonella, che c'è Toni, che c'è Marcato. Non lo so ancora. Vai con Giovanni. Sì ragazzi, viva l'amicizia sempre. Sembra mettere tutti d'accordo l'ombra di bianco che, come tradizione vuole, deve essere sorseggiata il 1° agosto di buon mattino. Così è stato l'ultimo miglio di Treviso, dove il brindisi augurale è stato decisamente bipartisan, con almeno un candidato presidente, Giovanni Manildo per il centrosinistra, e 2 papabili per il centrodestra, i leghisti Mario Conte e Roberto Marcato, entrambi in attesa di conoscere l'esito del tavolo nazionale fra leader, già rinviato diverse volte nell'arco di una settimana. Vogliamo fortemente la candidatura di un presidente leghista, però questo dipende dal tavolo nazionale. L'appello che facciamo è quello di far chiarezza quanto prima, non tanto per noi che poi saremo coloro che correranno nei territori, ma per gli elettori che vogliono passare dalla fase dei nomi e delle trattative politiche alla fase dei programmi e della visione dei territori. Presidenza alla Lega, che viene subito rilanciata da Bulldog Marcato, reduce dalle polemiche sul suo no alla lista Zaia, presidenza che però da sola pare non bastare. Anche qua non può che la candidatura della Lega poi cannibalizza qualsiasi altra prospettiva, cioè in giunta non c'è traccia di assessori della Lega e in consiglio arriviamo con 3 consiglieri, perché allora sarebbe comunque un disastro. Cioè, bisogna fare politica, è inutile qua arrabbiarsi per qualsiasi scherzo, bisogna fare politica, e politica significa fare delle trattative a rialzo, non a ribasso. All'ultimo miglio il popolo leghista in prevalenza, considerando anche gli ex come Gian Antonio D'Arè, e non manca un esponente dei meloniani data in rampa di lancio per Palazzo Ferrofini, Gloria Sernagiotto, assessore a Treviso. La Meloni vuole il miglior candidato per il Veneto, come tutti noi del resto, per cui sapremo trovarlo, sapremo fare sintesi, lo dobbiamo ai nostri elettori. Ma il
1° agosto non è affare solo leghista, parla di tradizioni venete lo stesso Manildo, il tema identitario fa intendere non è monopolio di nessuno. È una tradizione delle nostre campagne, i dodei del vin bianco sono una tradizione che anche mia nonna e mio papà tramandava, quindi è proprio bello trovarsi e è un segno della nostra identità e lo guardiamo con affetto e tenerezza. Cici ragazzi, viva l'amicizia, viva il 1° agosto! È ancora il momento dei brindisi e questo fa capire che la campagna elettorale non è ancora entrata nel vivo. Immaginiamo che i toni saranno diversi fra qualche mese, ma dobbiamo capire a che giorno ci saranno le elezioni regionali. Adesso torniamo a parlare del maltempo perché ci arrivano dei video da Padova. Prima avevamo la nostra cara Gaiani sotto il diluvio e vi faccio vedere alcune immagini di un'altra grandinata dopo quella di ieri nel Padovano. Eccola qua, questa è una grandinata in un giardino, notate la grandezza dei chicchi come palline da tennis. Questa è la situazione nel Padovano in queste ore. Questo è il video, vediamo se riesco a farvi vedere anche delle foto per farvi rendere conto della grandezza dei chicchi. Eccola qua, potete ben capire, guardate pure la grandezza dei chicchi che sono abbastanza evidenti. La situazione insomma è questa in questo momento nel Padovano. Adesso torniamo a parlare a proposito di ambiente, di transizione energetica, del megaprogetto dell'impianto agrivoltaico nelle campagne di Rosà. Siamo nel Vicentino che sta suscitando un dibattito molto acceso, procedura molto lunga, ma l'iter è avviato. Gli ultimi aggiornamenti con Mirko Cavallin. Sarebbe grande come 2 volte il centro storico di Bassano, l'area della campagna di Rosà in cui è previsto un impianto agrivoltaico con 80.000 pannelli staccati 1,5 metri da terra e affiancati su una superficie di 73 ettari. L'impianto agrivoltaico nel cuore del parco rurale di Rosà merita un confronto serio e approfondito, che chiediamo venga fatto il prima possibile in commissione urbanistica, alla quale chiediamo che l'amministrazione venga coadiuvata dai tecnici per esporre punto per punto questo progetto così impattante. Non lontano da questi campi, a nord del tracciato della Pedemontana, nel territorio comunale di Bassano, si trova l'area verde di San Lazzaro, anch'essa al centro di progetti e mobilitazioni di comitati e associazioni. Area bassanese non ha fatto mancare la sua voce anche sul caso di Rosà, dove è previsto il parco sovracomunale Civiltà delle Rogge. Questo parco adesso è il primo ad essere individuato come area per un nuovo progetto di impianto agrivoltaico, che noi preferiamo non chiamare parco perché vogliamo tenere distinte le parole, quindi impianto agrivoltaico di un rilevante e prepotente impatto e che vogliamo fin da subito contrastare. Sono coinvolti dalle infrastrutture legate all'impianto di produzione di energia elettrica anche i comuni di Cartigliano e Tezze sul Brenta. L'iter burocratico procede secondo il procedimento autorizzativo unico regionale. È una nuova procedura che sperimentiamo qui in zona per la prima volta, che è stata emanata nei primi mesi del 2025. Questa procedura prevede una prima richiesta ai comuni di presentare intanto il certificato di destinazione urbanistica e poi di chiedere eventuali integrazioni documentali. Se comuni ed altri enti convocati non li richiedono in prima battuta, entro il 20 agosto si passerà subito ad una fase di consultazione pubblica che potrà avere varie modalità e su cui poi si esprimerà un nuovo comitato tecnico VIA, anche questo da poco istituito perché la delibera del Presidente Zaia è proprio di giugno. I tempi dunque sono stretti e in più in pieno periodo di vacanze. La documentazione depositata in regione è molto corposa e in gran parte molto tecnica. Noi riteniamo che al di là delle prese di posizione ideologiche ci siano delle alternative valide e ci siano tante aree già edificate, parcheggi, piazzali, parcheggi dei supermercati ad esempio, che potrebbero beneficiare dell'ombreggiamento che qui invece si prevede nei campi agricoli
che comunque subiranno certamente un danno, se non agronomico, dal nostro punto di vista sicuramente ecologico, perché proprio il fatto che nel progetto sia prevista un'area sperimentale ci dice che è una sperimentazione di fatto, che se anche ce ne sono altri in Italia già in corso, non ci sono evidenze nel lungo periodo di quello che succede. Come consiglieri di minoranza, la nostra priorità è informare e vigilare sulle scelte che vengono fatte. Qualcuno forse confonde l'allarmismo con la scelta consapevole che abbiamo fatto di essere trasparenti e di informare i cittadini prima che le decisioni vengano prese. Dalle polemiche sull'impianto agrivoltaico di Rosà alla TAV, perché sono iniziati gli abbattimenti per la TAV nel comune di Vicenza. Alcuni proprietari però di Viale Verona non hanno ricevuto la notifica per l'esproprio. Gli stabili nel frattempo diventano zona di tossicodipendenza e di degrado. Allora, nei prossimi servizi vediamo la situazione, poi il sindaco di Vicenza e l'ex sindaco di Vicenza Rucco. I lavori della TAV nel comune di Vicenza si fanno sempre più evidenti nella zona ovest della città. Oltre ai cantieri sono iniziate anche le operazioni di abbattimento degli stabili destinati a fare posto alla tratta ferroviaria dell'alta velocità. Un progetto complesso e pianificato da tempo, eppure ci sono situazioni particolari non ancora affrontate, come questo edificio di Viale Verona, a lato del cavalcaferrovia Ferreto de Ferreti. Teoricamente andrebbe completamente abbattuto, ma al suo interno risiedono ancora proprietari di inquilini che non hanno ricevuto alcuna notifica ufficiale né tantomeno indennizi per l'esproprio. Nel frattempo le aree commerciali disabitate sono preda di drogati e balordi che le occupano abusivamente, minacciando la sicurezza di residenti e passanti. Alle nostre spalle abbiamo l'edificio dove noi attualmente siamo residenti, viviamo, mia sorella ha 2 bambini piccoli, io abito qua, c'è anche mio cognato, e l'edificio a fianco è stato svuotato da Iricav perché hanno preso possesso dell'edificio, non lasciando comunque le vetrine aperte che sono state ovviamente sfondate e occupate. All'interno le finestre sono aperte dell'edificio, quindi verrà occupato immediatamente, e anche il nostro edificio verrà demolito, ma non sanno espropriarci, non sanno darci risposte, non sanno dirci quando. Noi ci hanno detto che ad agosto inizieranno le demolizioni, ma noi siamo ancora qui. Dove andiamo? Cosa facciamo? Non lo so. La nostra situazione è simile, nel senso noi invece siamo proprietari di attività, è un po' anche difficile il rapporto con gli inquilini ovviamente, perché loro pagano l'affitto, vogliono che la loro attività sia garantita e noi siamo un po' in difficoltà nel rispondere. Anch'io proprietaria, stesse problematiche, mi viene da aggiungere anche appunto che questa situazione di degrado, ci sono anche escrementi, quindi esattamente gli inquilini delle attività commerciali si ritrovano a far fronte a situazioni un attimo così problematiche e non sono rassicurati per niente. Qua bisogna stare molto attenti, è un problema enorme, anche perché diventa un punto di spaccio. Io vedo adesso che viene buio tardi, ma quando si accorce le giornate, qua escono dall'acqua a bicicletta, anche questa mattina c'è il rispacciatore qua, c'è la macchina ferma, arriva con il monopattino in bicicletta, dà le dosi, devono tassativamente vigilare. Il Comune, dopo aver incontrato i cittadini dell'immobile di Viale Verona, si è fatto interprete delle loro richieste nei confronti di Iricav, che conferma la necessità dell'abbattimento dell'intero stabile. La soluzione adottata è quella di sospendere ogni tipo di demolizione effettiva per dare modo agli inquilini di trovare una soluzione alternativa. Lo sfratto ufficiale verrà formalizzato agli interessati la prossima settimana. C'è stata questa mattina un momento di confronto con Iricav proprio per fare il punto sui cantieri. È confermato quanto si sapeva già, cioè che nel mese di agosto inizieranno le prime demolizioni. Da parte dell'amministrazione comunale c'è la massima attenzione e la richiesta ad Iricav di comunicare, di fare in modo di informare i cittadini nel modo giusto e nei tempi giusti. Nel frattempo proseguono i lavori di smantellamento della prima palazzina destinata all'abbattimento in Viale San Lazzaro per fare posto ai binari dell'alta velocità. Secondo il cronoprogramma, questo sarà l'unico immobile ad essere demolito
demolito nel mese di agosto. Le ruspe entreranno in azione tra una decina di giorni, dopo il completamento dei lavori di smantellamento degli interni. In questa palazzina risiedevano alcune delle famiglie che non avevano trovato alloggi alternativi, ma che alla fine hanno trovato una nuova collocazione. Voglio sottolineare ancora una volta che c'è stato un lavoro di squadra straordinario nel nostro territorio. Penso alla prefettura, penso a tutto il mondo del sociale, agli stessi inquilini, anche poi a Iricav che ha dato una mano a sistemare alcuni immobili, perché con 180 nuclei familiari che dovevano trovare una nuova collocazione, essere riusciti a farlo in maniera ordinata, dando a tutti la possibilità di trovare una nuova collocazione, aiutando quelli che alla fine non ce l'avevano fatta, è stata veramente un'impresa frutto del lavoro e dell'impegno di tutti. La richiesta che riceviamo da alcuni residenti è quella di provvedere agli abbattimenti anche di alcuni condomini presenti lungo Viale San Lazzaro e che si troverebbero in disagio pieno a convivere appunto con il raddoppio dei binari, avendo sostanzialmente davanti alla casa, davanti al proprio appartamento, il passaggio della ferrovia. Quelli che chiedono di abbattere la loro casa. I lavori dell'alta velocità sono approdati a Vicenza e questi sono i primi effetti. In città ci sono palazzine che per il raddoppio dei binari dovranno essere buttate giù, con indennizzo ovviamente ai proprietari, e altre che invece è previsto che possano restare in piedi, pur essendo vicine alla strada ferrata, con problemi annessi e connessi. Non è solo un tema di rumore, ma anche di vibrazioni sugli appartamenti che ci saranno, e quindi da questo punto di vista la richiesta che perviene dai cittadini è di provvedere anche alla liberazione di questi immobili ai fini della demolizione. A spiegare la faccenda è l'ex sindaco di Vicenza, Francesco Rucco, che ha raccolto le richieste di alcuni cittadini che vivono nelle palazzine di Viale San Lazzaro e che preferirebbero essere indennizzati e cercare una casa altrove. Questi immobili non sono nell'elenco degli abbattimenti previsti, ma sono gli stessi cittadini che chiedono di inserirli, perché è evidente che una convivenza con il raddoppio dei binari porta a un deprezzamento degli appartamenti, quindi preferiscono avere la liquidazione dell'indennità per poter cambiare casa e spostarsi altrove in altri quartieri della città stessa. Ecco perché il consigliere comunale di Fratelli d'Italia, Francesco Rucco, lancia un messaggio al Comune e a Iricav. L'appello è lanciato naturalmente al Comune di Vicenza, che si faccia parte attiva presso Iricav affinché questi cittadini possano vedere soddisfatte le richieste e inserire quindi le abitazioni non previste anche all'interno degli abbattimenti che verranno effettuati. Siamo in chiusura, però prima di salutarci torniamo a parlare del Giubileo dei Giovani a Roma. Ci sono migliaia di ragazzi dal Veneto. Stasera a Tor Vergata l'atteso appuntamento della veglia di preghiera con Papa Leone. Domani sempre con il Pontefice la messa che concluderà il grande evento di questi giorni. Allora sentiamo le parole del Vescovo di Treviso, Monsignor Michele Tomasi, che ha in queste ore tracciato un primo bilancio del Giubileo dei Giovani. Un momento molto bello perché si trova una condivisione di entusiasmo tra tutti i giovani che si incontrano tra di loro e sono contenti di vedersi. Sentivo qualcuno che diceva a un amico: qui non ci si riesce a sentire soli. Ecco, questa è una bellissima cosa, non ci si riesce a sentire soli e sentiamo che ci può essere tanta energia di speranza. E i ragazzi sono meravigliosi, hanno una capacità di vivere questa esperienza con freschezza, con profondità, con generosità. C'è tanto da sperare. Complimenti ai ragazzi, noi ci fermiamo qui, grazie per averci seguito, arrivederci.